Il calcio, il campionato di promozione, gli impegni di Acragas e Aragona, il servizio. Il calcio, il campionato di promozione, la seconda giornata. Domani domenica 5 ottobre l'Acragas gioca in trasferta contro le città di Canicattini. Alla vigilia della partita l'allenatore dell'Acragas, Sebbi Catania, commenta: tra Coppa Italia e campionato gli impegni sono tanti e non è semplice quando mancano giocatori importanti. Domenica scorsa avevamo 4 squalificati dall'anno precedente più 2 infortunati. Le scelte erano praticamente obbligate. Anche stavolta dovremmo rinunciare a elementi fondamentali, ma rientrerà qualcuno e sono certo che chi scenderà in campo darà una grossa mano. Questa tifoseria ha visto fior di giocatori e porta sulle spalle una storia importante, ma oggi serve pazienza. Abbiamo 24 ragazzi nuovi, un gruppo appena formato, con un allenatore nuovo e siamo appena alla terza partita ufficiale insieme. Questa squadra ha ampi margini di crescita e col tempo troveremo anche maggiore qualità di gioco. L'importante è non abbassare mai la guardia. E ancora nel campionato di promozione a Aragona domani gioca in casa alle ore 15:30 contro Casteldaccia. Ascoltiamo l'allenatore Carmelo Giordano e il direttore sportivo Gioacchino Ficarra. Mister, domenica il debutto casalingo in campionato, al Totorusso arriva il Casteldaccia, i 3 punti sono obbligatori. Sì, i 3 punti sono obbligatori perché per noi inizia un nuovo percorso, abbiamo 29 partite, dobbiamo cercare di ottenere il massimo in ogni partita e già da domenica affrontiamo un avversario ostico, un avversario che è stato ripescato, che sicuramente verrà ad Aragona a giocarsi le sue chance, ma noi domenica al cospetto del nostro pubblico dobbiamo assolutamente vincere e convincere, anche perché inizia per noi un percorso nuovo, un percorso di crescita, ma ciò si fortifica attraverso i risultati e le prestazioni. Come l'hai preparata questa partita? Come è stata squadra? Come affronterete il Casteldaccia? La squadra sta bene, la squadra sta smaltendo i carichi di lavoro, la partita l'abbiamo preparata nei minimi particolari, ma come del resto le prepariamo tutte così. Sappiamo che può essere una partita che se non riusciamo a sbloccarla subito può presentare delle lenzie, però abbiamo qualità, abbiamo tanta qualità e domenica dobbiamo metterla in pratica, dobbiamo essere più cinici negli ultimi 20 metri perché una squadra che gioca tanto a calcio, gioca in ogni zona di campo, però negli ultimi 16 metri voglio quella cattiveria che deve fare la differenza. Fisicamente, mentalmente, come sta la tua Aragona? La squadra sta bene perché dall'inizio della preparazione nessuno ha avvertito fastidi muscolari. eh, per ora dobbiamo raccogliere il frutto di quello che abbiamo seminato dal 18 agosto ad oggi. Direttore, dopo il bel punto in trasferta contro il Valderice, una bella prestazione dell'Aragona, domenica il debutto casalingo in campionato contro il Casteldaccia. Che gara ti aspetti? Come sta la squadra? Che avversario è il Casteldaccia? Allora, la squadra sta bene. Casteldaccia è una squadra che domenica ha perso in casa, quindi sicuramente venderà cara la pelle per poter fare un risultato utile qua ad Aragona. Ma di contro c'è l'Aragona Calcio che esordisce in casa, quindi al cospetto del nostro pubblico. Anzi, mi soffermo e sottolineo chiamando a gran voce il pubblico di Aragona a venire in massa al campo e a sostenere la squadra dei colori biancazzurri. La squadra come si sta allenando, come si sta preparando a questa partita? La squadra si sta allenando bene, con tanta intensità, con 4 sedute settimanali. Il mister sta preparando in ogni dettaglio, in ogni situazione la partita. Speriamo che domenica ripetiamo diciamo, la stessa prestazione che abbiamo fatto col Valderice, con la stessa intensità, la stessa qualità e con un possesso palla straordinario. I 3 punti domenica sono obbligatori. Speriamo di sì, dobbiamo raggiungere questa vittoria per iniziare il campionato nel migliore dei modi e poi proseguire una marcia magari di un quartetto di partite e trovarci in classifica in zone
in zone alte, diciamo.